Rieccoci Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì anche del lunedì ed è dedicato purtroppo al coronavirus. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Allora andiamo rapidamente perché ho molte cose ancora da proporvi. Zaia cosa ha detto oggi nella consueta conferenza stampa, che è la settimana praticamente cruciale, ascoltiamo. Ci giochiamo la partita questa settimana, è la settimana cruciale. Lo è perché lo vedete da voi stessi negli indicatori, lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni ha pagato, sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello, il che vuol dire che stare in casa, non uscire per nulla, uscire solo se è strettamente necessario, evitare di andare 10 volte al giorno al supermercato e altre restrizioni del genere, i famosi 200 metri, ecco, tutte queste attività ci hanno aiutato sicuramente a rallentare la diffusione del contagio. Quindi il mio ringraziamento va ai veneti che ci sono dati veramente da fare. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Per noi è cruciale questa settimana, perché avendo noi il picco programmato intorno al 15 di aprile, significa che questa settimana e la prossima sono fondamentali, ma già da questa vedremo come andrà e che trend ci sarà. Ecco, avete sentito, è una settimana delicatissima perché da questa settimana poi ci spiegherà meglio che il dottor Crisarà il perché è una settimana delicata, cercheremo di capire se ne usciremo fuori. Abbiamo collegata però la professoressa di psicologia della clinica dell'Università di Verona, Michela Rimondini. Eccola qui, la ringrazio. Buonasera professoressa, grazie di essere collegata con noi. Senta, la prima domanda che mi viene da chiederle è: la gente rimane in casa ed è chiusa in casa ormai da 2 o 3 settimane, dovrà rimanerci per altre 2 o 3 e qui diventa anche un problema psicologico per le famiglie, per la gente, se sì, se no, e soprattutto se può dare dei consigli perché ciò non sia un dramma. Allora, guardi, io mi sento di fare in primis una premessa. Questo momento vede coinvolta tutta la comunità, però con dei distinguo. Ci sono senz'altro alcune persone che vivono delle condizioni di maggiore vulnerabilità, come chi sta convivendo con una condizione di problematiche mediche, con o senza Covid, i familiari, tutti gli operatori sanitari che si occupano di queste persone, come già è stato anche ampiamente detto nel corso della trasmissione, tutte le persone che vivono in condizioni di indigenza economica molto, molto importante anche proprio per il quotidiano, così come anche altre persone che vivono in condizioni di degrado, di isolamento, purtroppo anche di violenza. Per tutte queste persone chiaramente questa condizione è oggettivamente molto difficile da fronteggiare, ci sono dei servizi dedicati giustamente a questo, magari qualche cosa poi potrei anche così condividere con voi rispetto a quello che facciamo nella unità di psicologia clinica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per i pazienti, per i familiari e per gli operatori. Più in generale, quindi parlando alla comunità che si trova in un qualche modo in una posizione, possiamo dire forse anche privilegiata rispetto a quest'altra categoria di persone, quello che mi viene da dire è dobbiamo affrontare questa esperienza un passo alla volta. Come tutte le grandi prove si deve vedere giorno dopo giorno quello che è l'evolversi della situazione. Alcuni aspetti sono inevitabilmente da accettare perché non possono essere controllati, perché sono più grandi di noi o perché per loro natura non si possono controllare, come per esempio le nostre reazioni emotive. È piuttosto normale in una fase in cui siamo richiamati a riadattarci psicologicamente a qualche cosa di inedito, attraversare dei momenti anche altalenanti, quindi un giorno ci si può alzare anche abbastanza motivati, il giorno dopo invece ci si può trovare ad essere arrabbiati, spiazzati, demoralizzati o in ansia, e tutto questo è normale, è fisiologico. Deve destare invece un pochino più di preoccupazione quando è una condizione costante, quando è uno stato che accompagna tutti i momenti della giornata, allora in questo caso si deve chiedere. Poi che cosa fare per riempire questo nostro tempo? Beh, io direi che molto semplicemente si deve cercare da un lato di preservare il nostro quotidiano,
quindi con delle azioni che sono rutinarie ma molto importanti per scandire il tempo, questo soprattutto per le persone un pochino più anziane o dall'altro lato per le persone che si occupano dei bambini, quindi anche le cose più semplici che sono la cura della casa, della dimensione domestica, del cucinare, del lavarsi, dell'areggiare lo spazio, per i bambini appunto di fare i compiti, il momento di incontro con i propri amici o nonni o insegnanti attraverso le piattaforme attualmente disponibili. E accanto a questo possiamo cercare di sfruttare questo tempo che ci è imposto, questo tempo sospeso, tentando di mettere in atto piccole nuove azioni positive, cambiando un po' le nostre abitudini che fino ad adesso magari non abbiamo mai avuto il tempo di modificare, proprio cercando di ancorare le nostre azioni nuove ai nostri valori e ai nostri talenti. Quindi ridimensioniamo magari le aspettative, non immaginiamoci alla fine della quarantena di essere diventati cultori di una materia, perfetti musicisti o di aver perso chissà quanto peso. Cerchiamo semplicemente di individuare delle azioni che ci appartengono, che danno un significato e un senso al nostro quotidiano e cerchiamo di metterle in atto in un modo costante, apprezzando fino in fondo il tempo più lento che inevitabilmente ci ha imposto. Ecco, sicuramente io spero che le persone che ci stanno seguendo prendano in considerazione quello che lei sta dicendo. Senta, facciamo un ragionamento diverso. Dopo la quarantena la gente, diciamo fra un mese, 2 mesi, la gente inizia ad uscire. Cambia letteralmente il modo di vita rispetto a quello di 3, 4 mesi fa. La gente sarà sospettosa, guarderà l'individuo come un nemico, avrà ancora la mascherina. Io credo che in quel frangente sia lì davvero la vera difficoltà che la gente dovrà capire. Ecco, come dovrà superare quel momento? Perché io quando vedrò lei, prima la vedevo, le davo 2 baci sulla guancia, faccio un esempio significativo. Oggi le dico stia distante perché ho paura che lei mi attacchi questo virus e quindi vivremo male, sia io sia lei. Ecco, e cosa succederà perché questo non accada? Noi non dobbiamo smettere di credere e di avere fiducia nelle relazioni umane. Mai come in questo momento, come psicologa, mi sono resa conto che è possibile stare vicino a chi soffre, chi sta attraversando un momento di difficoltà, anche senza il tocco, anche senza il contatto, ma cercando di porsi in una posizione di reale empatia e condivisione e connessione. Questo credo che sia un allenamento che già da adesso possiamo iniziare. Possiamo sfruttare per esempio tutte le piattaforme digitali che contengono anche qualche punto critico, ma hanno anche una grande opportunità, condividere e continuare ad avere fiducia nell'incontro con l'altra persona. Quando ritorneremo alla nostra quotidianità in poco tempo, la normalità ritornerà a prendere il suo corso. Sì, senz'altro, come dice lei, ci sarà una fase un po' di impasse, ma la vera sfida sarà quella di ritornare alle nostre abitudini con una rinnovata consapevolezza del valore delle relazioni, del valore della fiducia, della condivisione e dell'aiutarsi, della solidarietà reciproca, che proprio in quella fase lì di ricostruzione dovrà vedere ciascuno di noi rimboccarsi le maniche rispetto alle risorse che ha, di metterle in gioco nei confronti di chi è o sarà in maggiore difficoltà. Grazie professoressa Rimondini, grazie, lei è stata molto gentile. E abbiamo collegato Giulia Lorenzoni, che è una ricercatrice epidemiologia della clinica dell'Università di Padova, tra poco la vedremo anche in video e qui ho diverse domande da fare alla dottoressa, se me la fate vedere, il tempo tecnico ovviamente di fare il collegamento, perché grazie, eccola qui, grazie dottoressa di essere collegato. Senta, come avete fatto cosa avete fatto nell'ambito del monitoraggio di questa epidemia? Come unità di biostatistica del Dipartimento di Scienze Cardiotorico-Vascolari dell'Università di Padova abbiamo realizzato un'applicazione per il monitoraggio dell'epidemia. L'applicazione è pubblica, gratuita, la trovate online e segue appunto l'andamento dell'epidemia a livello nazionale, regionale e a livello provinciale. Si basa sui dati ufficiali del Ministero della Salute,
che vengono pubblicati ogni sera alle 18 dalla Protezione Civile e la nostra applicazione viene aggiornata di conseguenza ogni sera sulla base di dati ufficiali. Diciamo che il valore aggiunto della nostra applicazione, oltre a seguire l'andamento dell'epidemia, è quello di andare a fare delle valutazioni del possibile impatto delle politiche di contenimento che sono state introdotte sull'andamento dell'epidemia. E proprio la prima regione su cui abbiamo concentrato le nostre analisi è il Veneto. E cosa vedete per il Veneto? Allora, per il Veneto praticamente che cosa abbiamo fatto molto brevemente? Noi siamo andati a studiare i casi osservati in Veneto e abbiamo visto un rallentamento intorno al 12 marzo. Quindi abbiamo preso l'andamento fino al 12 marzo dell'epidemia e l'abbiamo proiettato sui giorni successivi, ottenendo una curva dei casi attesi, che abbiamo confrontato con la curva dei casi osservati. E praticamente da questo confronto è emerso che al 27 di marzo avevamo risparmiato 800 nuove ospedalizzazioni rispetto a quelle che ci saremmo aspettati se l'epidemia avesse continuato a seguire l'andamento che aveva seguito fino al 12 di marzo. Questo è un dato molto importante perché significa che noi abbiamo spalmato l'epidemia in un tempo più lungo, guadagnando dei giorni di anticipo che sono indispensabili per il nostro sistema sanitario. Senta, per quanto riguarda invece i tamponi, c'è un'evidenza, c'è una strategia tra un tipo e l'altro secondo lei? Allora, questa è una domanda molto interessante perché di fatto che tipo di strategia utilizzare per i tamponi è un argomento molto dibattuto dall'inizio dell'epidemia. Noi in Italia abbiamo due casi esemplificativi, da una parte abbiamo la Lombardia e dall'altra il Veneto, due regioni che hanno adottato due strategie diverse. Il Veneto usa una strategia che prevede di fare tamponi su larga scala. Quindi sempre nell'ambito della valutazione delle politiche sanitarie noi ci siamo domandati ma effettivamente fare tanti tamponi può avere un'associazione con l'andamento dell'epidemia e in particolare col numero di ospedalizzazioni in terapia intensiva, che è il dato di fatto che per noi in questo momento è uno dei dati più importanti. E la risposta a questa domanda è sì. Esiste un'associazione e per il Veneto vediamo che più è alto il numero dei tamponi, più praticamente è basso il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva. Questo è un dato davvero molto incoraggiante, non è facile spiegarlo. Quindi bisognerebbe fare molti tamponi? Quindi più tamponi? Sembra che fare molti tamponi sia utile, un po' perché isoliamo i soggetti anche asintomatici o con sintomi lievi e un po' perché li monitoriamo dal punto di vista clinico probabilmente meglio, certo, perché attiviamo subito se compaiono i sintomi o se peggiorano. Senta, l'ultima, poi la ringrazio ovviamente. Mi può spiegare questi dati sui decessi? Per quanto riguarda i decessi, effettivamente è un dato che ha un impatto emotivo molto forte e questo è chiaro. La comunità scientifica si sta interrogando e sta cercando di spiegare il fenomeno anche se non abbiamo ancora delle evidenze chiare a riguardo. Quello però che è importante fare è guardare per un attimo il dato con lucidità e renderci conto che il dato sul decesso non rispecchia l'andamento dei nuovi contagi, perché i decessi sono dei casi di contagio che risalgono generalmente almeno ad un paio di settimane prima. Quindi in un quadro ipotetico è possibile che ci sia una flessione nel numero dei contagi, ma che il numero dei decessi continui a essere consistente, proprio perché sono due fenomeni che vanno su due binari temporali diversi. Certo. Senta, concludendo, l'app che ha detto qual è? Ce la può dire? Allora, l'app la trovate andando su Google e digitando Covid-19 UBESP. UBESP è l'acronimo della nostra unità. Il primo risultato che troverete è quello della nostra applicazione. Perfetto, lei è stata molto gentile, grazie dottoressa della sua disponibilità, grazie, avete sentito le notizie perché sta succedendo tutto questo e gli studi che stanno facendo ovviamente i medici, i dottori e i ricercatori dell'Università di Padova. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco.